Buon pomeriggio a tutti, saluto tutti i presenti e ringrazio gli organizzatori di questa seconda edizione degli Stati Generali della Terza Età, l'Istituto Rezzara, Unipa e Fondazione Università Adulti Anziani, che hanno reso possibile questa importante 2 giorni di confronto. E mi dispiace non poter essere con voi, ma a causa di sopraggiunti e non rinviabili impegni istituzionali mi è stato proprio impossibile. L'evento da voi promosso testimonia ancora una volta la grande attenzione e sensibilità verso le tematiche che riguardano la popolazione anziana ed è un piacere poter dare il mio contributo a questa iniziativa che mira a promuovere il benessere e la dignità insieme alla qualità della vita della terza età in Italia. Come sapete, da anni la nostra nazione sta vivendo un cambiamento demografico profondo, una vera transizione demografica. L'Italia è la prima nazione in Europa per anziani, la seconda al mondo dopo il Giappone e la composizione delle famiglie muta, la longevità e il numero di anziani crescono. Oggi sono oltre 14 milioni e 22.500 sono gli ultracentenari. Al contempo ovviamente è aumentata anche la necessità di politiche mirate e concrete rispetto al bisogno degli over 65 e dunque oggi più che mai è evidente che mettere la persona al centro di ogni intervento non è solo un principio etico che questo governo sposa pienamente, ma è una vera e propria esigenza sociale. E in tale contesto la politica è rimasta immobile per troppo tempo. Nessun governo, prima del governo Meloni, ha affrontato in maniera organica le sfide legate al progressivo invecchiamento della società, con l'attuazione di una specifica legge che dedicasse alla terza età una misura che potesse mettere in protezione questa stagione della vita. Tantomeno ha dato in passato la nostra nazione un'apposita attenzione alla tematica della non autosufficienza nella terza età. Abbiamo stanziato quindi oltre 1 miliardo di euro, ma siamo consapevoli della complessità di tale riforma. È un intervento strutturale, altamente sfidante per tutte le istituzioni a tutti i livelli e quindi anche per le regioni e per gli enti locali. E per questo abbiamo istituito un organismo interministeriale apposito e inedito, il CIPA, il Comitato Interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, impegnato nella piena attuazione di questa riforma. Tale comitato, che ho l'onore di presiedere, in particolare è al lavoro su 2 piani strategici: l'approvazione del primo piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e poi il varo di uno specifico piano per la non autosufficienza dedicato alla terza età. L'obiettivo del nostro governo è semplificare l'accesso ai servizi sociosanitari dei nostri anziani, mettere in sicurezza la casa come luogo prioritario di vita e di cura fino a quando possibile, rafforzare l'assistenza domiciliare anche attraverso strumenti come la telemedicina, la teleassistenza e anche favorire interventi di prevenzione e miglioramento della qualità della vita attraverso attività come quelle sportive, attraverso il cosiddetto turismo lento e anche la relazione con gli animali d'affezione. Inoltre, attraverso strumenti innovativi come il senior co-housing e il co-housing intergenerazionale di cui stiamo completando le linee guida, puntiamo a favorire la socialità, la coesione intergenerazionale e a scongiurare l'isolamento così da ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione, garantendo percorsi personalizzati, inclusivi e sostenibili. Perché vivere a lungo non basta, occorre vivere bene, valorizzando con norme e atti concreti l'importanza del contributo economico, sociale e culturale che la popolazione anziana, in quanto risorsa preziosa e protagonista attiva della vita della nazione, combattendo quella cultura dello scarto che Papa Francesco diceva essere il male di una società che non difende la vita in tutte le sue stagioni e anche forme.
Questa è una battaglia di civiltà che richiede l'impegno di tutti, istituzioni a tutti i livelli, mondo associativo, professionisti, e per questo sin dall'inizio il governo ha dato vita ad una costante attività di ascolto, ad un dialogo con tutte le categorie del settore, le parti sociali, per condividere la responsabilità di una riforma che solo insieme può essere attuata. Nel salutarvi quindi vi ringrazio per il vostro impegno e per gli sforzi profusi per realizzare questa significativa 2 giorni. Vi mando un sincero augurio di buon lavoro, certa che tale confronto sarà ricco di spunti e prospettive concrete e quindi a presto anche qui al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per vincere questa sfida insieme. Buona 2 giorni.